Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la 12ª giornata del campionato di Serie A Fables. È Audace Calcio a 5 Verona, kick-off, calcio a 5 femminile. Si comincia con un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Aldo Agroppi, venuto a mancare pochi giorni fa. Con l'Audace che farà rotolare, ha fatto rotolare il primo pallone, l'ha giocato proprio verso Luana Puttov, Giulia Ferreira dos Santos. Audace che nella prima frazione di gioco attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi. Suo contatto ancora Ghilardi Puttov, questa volta c'è la segnalazione del fallo, attenzione a Puttov che trova il gol del vantaggio a sorpresa per l'Audace, a sorpresa improvvisa la battuta da parte di De Angelis che pesca De Cao, che nel tentativo di controllare fa arrivare il pallone dalle parti di Luana Puttov, che supera Denise Carturan, realizza il gol del vantaggio dell'Audace, il suo vicina al punto di calcio. Bruna Borges recupera il pallone dopo la respinta sul suo stesso tiro, Arruda calcia, Bruna Borges di testa all'8° minuto, è 1-1. Bruna Borges la più lesta a andare sul respinta corta di Verdù sul tiro di Gabi Arruda. 1-1 meritato del kick-off all'8° minuto, la rete di Bruna Borges da Silva con Benedetta De Angelis che calcia lungo verso Giulia Ferreira tu per tu con Carturan, Ferreira, delizioso lo scavetto. Audace calcio a 5 Verona, di nuovo in vantaggio Giulia Ferreira, 2-1. Alla fuga di De Angelis, mezza punta, mezzo esterno verso il palo lontano. Nemmeno secondo Basile, attenzione Gabi che ruba palla, ancora Gabi che sbatte 2 volte su Verdù, grande intervento, kick-off 1, gran palla verso Getulio, palla dentro, palla verso Borges, evita l'autorete, 2 contro 1. Giulia Ferreira verso Zando, una palla troppo lunga, clamoroso contropiede. Attenzione al tentativo proprio di Greta Ghilardi, anticipata prima da Pomposelli e Puttov e poi da Verdù. Restano a terra la difesa kick-off, ha calciato De Angelis, grande azione di Pellegrini che larga per Bruna Borges verso il secondo palo, verso Gabi, interviene negli spogliatoi, Luana Puttov che fa morire il pallone sotto la propria suola. Pomposelli nel frattempo che corricchia. Attenzione a Puttov, il miracolo di Carturan, ancora Puttov che spreca malamente davanti a Carturan, resta poi a terra dolorante con le ultime forze. 2 contro 1 con Gabi che gestisce la transizione, Gabi verso Bruna Borges che perde l'attimo della battuta, serve poi Gabi che è troppo defilata, però ha perso l'attimo per andare a calciare Bruna Borges cerca la fuga poi sul lato, attenzione a Bruna Borges che trova il gol del pari, doppietta personale, 2-2 all'8° della ripresa. Bruna Borges non fallisce e va in doppia cifra, 10° gol stagionale in questo secondo tempo. Attenzione alla giocata di Pomposelli e Puttov sugli sviluppi del corner. Bovo verso Borges, attenzione alla palla che resta lì sotto porta, interviene Gabi, Verdù resta a terra. Siamo entrati nel 12° minuto di gioco, palla dentro di Giulia Ferreira verso De Cao che cerca di coordinarsi, ricicla il possesso dell'Audace Verona, ancora De Cao, palla sul destro, De Cao in diagonale, ferite, Puttov, De Cao 1 contro 1 con Borges, la salta secco, De Cao calcia col mancino, palla fuori di poco, grande giocata. Palla Lupatotina negli ultimi anni, palla dentro, attenzione a Ghilardi, la più lesta al 13° minuto, primo vantaggio odierno della kick-off, dedica alla tribuna Greta Ghilardi, 2-3. Puttov cerca De Cao, ancora lo scambio, Puttov, decisiva e straordinaria, una serie di batti e ribatti, ci prova poi a cercare la porta Gabi De Sousa Arruda, azione di battuta del fallo laterale per l'Audace Verona. Attenzione Gabi Arruda che questa volta cerca la porta, questa volta la trova e a 25 secondi dal termine chiude il match. Audace Verona 2, kick-off 4, la della capolista kick-off
una partita bellissima, davvero una delle più belle viste quest'anno in Serie A Fables, partita che si chiude con il punteggio di Audace Verona 2, Kick-Off calcio a 5 femminile 4,